Amici, Volley Veneto Venetus, ben ritrovati a questa ultima partita del 2023 dove Volley Veneto Venetus affronterà tra le mura amiche del Palasport di Bardolino Lama e San Martino in Rio di Reggio Emilia, una partita che sulla carta deve essere una partita bella tosta. Le due formazioni vengono infatti da due vittorie, la prima in trasferta di Volley Veneto contro Piedi Piacenza, mentre San Martino Rio ha avuto la media per 3-2 contro Vianana, l'ultima partita in casa. Due formazioni quindi che questa sera conoscono al meglio il gioco della pallavolo. Siamo al momento dei saluti tra le due formazioni. Ovviamente non abbiamo ancora i due sestetti di partenza delle due squadre, ve le diremo man mano che vedremo i giocatori schierarsi in campo. Ecco i saluti iniziali consueti delle due formazioni con gli uni delle tre partite. Adesso le due squadre si portano dei rispettivi mister. Ricordiamo per Volley Veneto Venetus Adriano Pin, storico allenatore della formazione veronese, e allenatore di San Martino, anche lui da parecchi anni, chiamato l'anno scorso in corsa per recuperare una squadra che era in leggera difficoltà, è riuscita a portarla a concludere il campionato 2022-23 al quinto posto. Quest'anno la formazione di San Martino in Rio e anche quelle di Volley Veneto stanno navigando nelle zone centrali del campionato. Ricordiamo però che le quattro retrocessioni non lasciano mai sicure le formazioni di centro classifica, perché basta una partita storta che tutto viene rimesso in discussione. Vediamo. Volley Veneto parte con una novità questa settimana, si è allenato poco il palleggiatore titolare numero 12 Davide Pietroni per un piccolo problema alla gamba, e quindi questa sera Adriano Fina ha preferito sostituirlo con Daniele Cro. Il resto della formazione è sempre quello che abbiamo visto in campo finora, in opposizione il numero 8 Virpo Testagrossa, al centro Romagnoli e Capitan Cristian De Agostini. In fase d'attacco e ricezione il numero 3 Matteo Cerfogli e il numero 7 Alberto Magalini. Invece sto guardando in squadra la formazione di Reggio Emilia con il numero 6 Zambelli Simone, con il numero 18 Delti Francesco, con il numero 5 Rivi Francesco, con il numero 7 Cassandra Giampaolo, con il numero 18, mi sembra di aver già detto, Delti Francesco, il numero 9 Zappaladario dovrebbe essere il secondo centrale. Al servizio la formazione ospite con il numero 6 Simone Zambelli. Buona ricezione di Michele Viola adesso. Tribo nel campo di Volley Veneto. Mirko Testa Grossa, non tocca nessuno il pallone di Testa Grossa, 1-0 per la formazione. Ancora Zambelli Simone al servizio, 1-0 per Volley Veneto, scusate, per Ama San Martino. Ace 2-0 per San Martino, che parte subito alla grande in questo primo set. Michele Viola, free ball nel campo della formazione di San Martino. La palla ancora nel campo di San Martino. 3-0.
sembrano essere partiti un po' contratti i ragazzi di Adriano P. Ancora il servizio il giocatore con il numero 6, Zambelli Simone, Michele Viola, Daniele Cro, Mattia Cerfogli, ma la palla è ribattuta dal muro. 4-0, attacco dell'opposto Francesco Belzi. 4-0, chiamato subito time out da Adriano Pino. 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due formazioni, ricontiamo il punteggio 4-0 per l'Ama San Martino del Rio con il Zambelli Simone al servizio, che ha messo in grandissima difficoltà la ricezione di Volle Veneto, costringendo i ragazzi di Adriano Pina a non fare dei buoni attacchi e permettendo alla formazione ospite di allungare già di 4-0. Michele Viola, Cro per Mattia Cerfogli, 5-0. Cercata il pallonetto Cerfogli, non è riuscito ad arrivarci Cro. 5-0. Partita molto difficile per i ragazzi di Puglia, questo primo set. La palla ancora nel campo di San Martino con la possibilità di giocare. Free ball nel campo di San Martino. Sei a 0. Ancora Zambelli al servizio. Questa grossa l'appoggia nel campo di San Martino che ha la possibilità di riattaccare. La palla ancora nel campo di San Martino. Magalini butta fuori 7-0. Avevamo visto partenze abbastanza difficili. In questo momento la formazione di Volle Veneto è veramente in difficoltà. 8-0. E costringe Adriano Pino a chiamare il secondo time out dopo l'8-0. A 1 per un errore al servizio del numero 6 Simone Zambelli. Al servizio il capitano Cristian De Agostini. La palla ancora nel campo di San Martino dopo il primo muro di Veronesi. Errore di Mattia Cerfogli, 9-1.
servizio il giocatore con il numero 7 Cassandra. Attacco di Mirko a testa grossa. La palla ancora nel campo di San Martino. Errore di San Martino del palleggiatore sul giocatore con il numero 6 Simone Zambelli che sparacchia il pallone fuori dalla linea dei 9 metri del fondo campo di Volley Veneto. Ancora Mirko Testagrossa al servizio, 9-3 punteggio. Ancora un errore d'attacco del giocatore con il numero 15 Pietro Ghilotti. Pietro Ghilotti che sparacchia 9-4. Ancora Mirko Testagrossa al servizio. Buona la ricezione. Questa volta Cerpolli mette giù il pallone del 5-9. Sembrano essersi un pochino ripresi i ragazzi di Adriano qui. Ancora Mirko Testagrossa al servizio. Un bel attacco dell'opposto al giocatore con il numero 18 Francesco Belfi, porta 10 punti. La palla ancora nel campo di San Martino ed è un muro della coppia Cerpolli-Romagnoli, 6-10. Al servizio Mattia Cerpolli, spettatore di Volley Veneto. Ace di Cerpolli, 7-10. Ancora Mattia Cerpolli al servizio. Bell'attacco da posto 4 del giocatore numero 7 Cassandra Giampaolo, 7-11. E al servizio il giocatore con il numero 18, l'opposto Francesco Belfi. La palla nel campo di Volley Veneto, si tratta di Ama San Martino con l'errore del centrale con il numero 9 Dario Zappalà che sbaglia un calcio di rigore sulla difesa non certo posizionata benissimo di Volley Veneto, ha sparato alla sua sinistra buttando il pallone fuori dal campo e permettendo a Volley Veneto di andare sull'8-11. Free nel campo di Volley Veneto. Punto di Cristian De Agostini che scavalca il muro con un pallonetto 9-11. Ancora il giocatore numero 6 di Romagnoli Giulio al servizio. Un muro questa volta di Alberto Magarini, 10-11. E Volley Veneto rientra in partita dopo essere stato sotto di 8-0. Ancora Giulio Romagnoli al servizio.
rimette tutto in equilibrio. Time out subito chiesto dalla panchina della formazione di Ama San Martino, che vede dissipare nelle laterali fila 8 punti di vantaggio. E mister Fabio Cervi chiama subito il time out, 11 pari, 30 secondi di pausa. Magalini tocca in vantaggio, Volle Veneto. Ancora Volle Veneto al servizio, ancora una leggera difficoltà nella ricezione, possibilità di attacco, una palla abbastanza di equilibrio per Volle Veneto. Mirko testa grossa, ma la palla ancora nel campo di Magalini. Che cosa ha fatto? Ha salvato un pallone incredibile, gettandosi a terra. Nessuno colpevolmente di Ama San Martino è intervenuto in zona 2 su una palla molto lenta e abbastanza facile. Forse sono stati presi di sorpresa da questa giocata di Alberto Magalini. 13-11. Questa volta rimette tutto a posto dalla sua parte l'opposto Delpi Francesco, per porta giù il pallone del 13-12. Al servizio il giocatore numero 15 Pietro Chilotti, schiacciatore della formazione di Ama. Buona la ricezione di palla che va a toccare il conquisto, 14-12 sull'attacco da posto 2 di Mirko testa grossa, 14-12. Daniele Croce servizio. Errore di Cro che va a toccare un pallone che sarebbe stato destinato al fondo, quindi 14-13. Cro distinto è andato a cercare di toccare il pallone, purtroppo l'ha toccato con la sua mano destra. 14-13, il pallone che comunque era indirizzato fuori. Cristian De Agostini, 15-13. Il servizio Volley Veneto con Alberto Magalini. Ribola nel campo di Volley Veneto, Michele Viola, Daniele Cro, la Pietro Poli che mette giù in diagonale da posto 4, la palla del 16-13. E ancora Magalini e Alberto al servizio. Pallone fuori di Magalini, 16-14.
in attacco del giocatore numero 7 Cassandra, che non riesce ad attaccare da questo 4, 17 a 14. Cristian De Agostini al servizio. Cassandra è andato a colpire proprio l'antennina laterale, adesso vediamo se riusciranno a sistemarla perché era proprio spostata. C'è un attimo di stop perché vediamo se si può ricominciare a giocare, ancora no. Si può ricominciare a giocare. 17 a 14. Ancora Cristian De Agostini al servizio. Attacco dell'opposto, il giocatore numero 18 Messi a posto 4, una diagonale che va a toccare la parte finale della riga, la sua destra del campo avversario, 17-15. Al servizio ritorna il giocatore numero 6, se non erro, Zambelli. No, scusate, Casassandra. Per poi 18-15, lungolinea, aiutato anche dal nastro, la palla prima toccata il nastro, poi è caduta nel campo avversario, ingannando la squadra ospite e permettendo alle formazioni di casa di andare sul più 3. Mirko testa grossa al servizio. Attacco del giocatore numero 15 Ghiloffio da posto 4, efficace 18-16, più 2 per volley Veneto. La squadra di casa, ricordiamolo, sotto di 8-0 è riuscita a recuperare portando il set sul punto a punto 18-16. Al servizio il giocatore con il numero 5 Righi Preciso. Mirko a testa rossa, dicono che non è passato il pallone. 18-17, se non erro meno 1. 18-16, qui tabellone dice 16, non so se perché non è aggiornato, forse mi sono rimasto indietro io. 18-17, eccolo qua, si aggiorna il tabellone, meno 1 per la formazione ospite. Possibilità d'attacco ancora si gioca da una parte e dall'altra. Diagonale perfetto per la formazione di Anna San Martino che porta il punteggio in perfetta parità, 18 pari. Attacco nella zona centrale del campo del numero 6 Giulio Romagnoli.
19 pari, errore al servizio di Cerfogli che va a toccare con il piede la linea dei 9 metri, al servizio l'opposto di San Martino Francesco Belfi, anche lui che cade nell'errore di toccare sulla riga la linea dei 9 metri, punto regalato da San Martino a Volley Veneto, la formazione di casa quindi va sul più 1. Cristian D'Agostini porta 21 punti per i padroni di casa dopo una ricezione non buonissima, subito chiamato il time out della formazione di ospite perché Volley Veneto nelle fasi finali di questo set si è portato sul più 2, 30 secondi di pausa. Ritornano in campo entrambe le due formazioni, hanno consumato i 2 time-out discrezionali disponibili nel set. Giulio Romagnoli al servizio, 21-19, ancora Romagnoli al servizio, torna la ricezione di San Martino che attacca, ma la possibilità di attacco spuma, possibilità di attacco per Volley Veneto, la palla ancora nel campo di San Martino. Viene chiamata invasione. 21-20. Al servizio il giocatore con il numero 15 Pietro Ghilotti, 21-20. Ribona nel campo di San Martino, 21 pari. Ancora Pietro Ghilotti al servizio. Errore del numero 18 Delfi, è arrivato sbilanciato, ha voluto attaccare a tutti i costi un pallone in diagonale buttando fuori il pallone, ma l'abbiamo visto proprio noi che eravamo dietro di lui arrivare abbastanza storto sul pallone. Al servizio Daniele Cro. Ribone nel campo di San Martino. Secondo free ball nel campo di San Martino. Ancora la palla nel campo di San Martino. Ventidue pari. Altro invasione di Volley Veneto. Seconda invasione consecutiva dei ragazzi di Adriano Fini che permettono all'Ama di San Martino nelle fasi finali di questo set di portarsi in perfetto equilibrio. Al servizio il centrale con il giocatore con il numero 9 Zappalà. Mirko Testa Rossa che va a cercare le mani esterne del muro portando il punteggio di 23-22 e permettendo a Alberto Magalini di andare fuori dal campo per il suo servizio.
Roberto magari via servizio. Sulla rete, 23 pari. A servizio il giocatore numero 6, Zambelli Simone, ricordiamolo che nell'inizio di set il suo servizio aveva fatto disastri nella difesa di gol e minuto. Grande difesa da una parte e dall'altra, errore di chiamata tra il libero e il giocatore numero 6 di San Martino. Errore tra Zambelli e credo che sia Bonfiglioli. La palla è caduta nel campo perché i due giocatori non si sono intesi ed è il primo set ball della giornata con Davide Gatti al servizio. Davide Gatti che sostituisce Cristian De Agostini, 24-23. Buona ricezione di San Martino, 24 pari. Esce Davide Gatti e entra al suo posto Michele Viola. Al servizio il giocatore con il numero 7 Giampaolo Pessandra. Andrà ai vantaggi questo set. Palla recuperata da San Martino che ha la possibilità di attaccare. Michele Viola, grande difesa. Mirko Grosso che cerca il mani fuori di un muro un po' scomposto in posto 4 della formazione di Ama San Martino, 25-24. Mani abbastanza lontane dalla rete del muro arrivato leggermente in ritardo sul buon bug consegnatogli da Daniele Crom. Mirko Grossa non se l'è fatto ripetere due volte, 25-24. E Grossa inizia 26-24 dopo un errore in ricezione sulla palla anche di non difficilissima. Francesco Righi, il centrale, si è visto arrivare il pallone addosso. 26-24, qui 3 minuti di pausa.
Ritornano in campo le due squadre. Dopo il primo set rocambolesco vinto da Volley Veneto Benacus sul punteggio di 26-24, ricordiamo che la formazione veronese era andata in difficoltà all'inizio di set, essendo sotto di 8 punti sull'8-0, poi riuscendo a recuperare, immaginare punti, grazie anche a qualche errore purtroppo dell'Ama San Martino, è riuscita a recuperare e chiudere il parziale sul 26-24. Daniele Cro al servizio. Vediamo se si può adesso riniziare il set, guardate che nella formazione ospite c'è qualche novità, non mi sembra. Sulla rete di Daniele Cro, 1-0 per la formazione di Ama San Martino, che manda al servizio il giocatore, vediamo con il numero 6 Simone Zambelli, il palleggiatore della squadra ospite. Cristian De Agostini, 1 pari. Alberto Magalini al servizio. Pallonetto che scavalca il muro. Pallonetto che scavalca il muro e permette a San Martino di andare a servizio con Cassandra Giampaolo in vantaggio 2-1. Mattia Certoli porta a 2 i punti per Volley Veneto Veneto con attacco da posto 4, bel diagonale. Nulla può la difesa di San Martino, che aveva cercato inutilmente di prendere il pallone. Capitano Giacostini al servizio, 2 pari. Questo inizio di set completamente diverso dal set precedente. Sta giocando per il momento sull'equilibrio del punto a punto. Palla ancora nel campo di San Martino. Tre a 2 per San Martino. Al servizio il centrale, il giocatore, no scusate, il gerato il giocatore Santini Luca. Grande attacco ancora di Mattia Cercoli, da posto 4, 3 pari. Quindi al posto di Righi Francesco è entrato il giocatore numero 17, Santini Luca. Muro di Daniele Cro, 4-3 per Volley Veneto Benacus. Mirko Testagrossa ancora al servizio. La palla ancora nel campo di Ama San Martino. E ancora il muro di Mattia Cercoli. Questa volta di Cercoli lo ha giocato bene da Giulio Romagnoli, non lasciano passare il pallone. 5-3, permettendo a Mirko Testagrossa di rimanere fuori dal campo per il suo servizio. Questa volta la palla di Testagrossa cade sul nastro, 5-4.
Al servizio l'opposto della squadra di casa, scusate, della squadra ospite, Francesco Belfi. Pallone fuori di Belfi, 6-4 per Volley Veneto Benatus. Mattia Cerfogli al servizio. Fribola nel campo di Volley Veneto. Mirko Testa Grossa firma il 7-4. Costringendo la formazione ospite di chiamare time out. Ancora Cerfogli al servizio. Buona la ricezione di Stamartino che ha la possibilità di attaccare con il giocatore numero 15 Virotti da posto 4, un bel diagonale che si spegne vicino alla rete, alla riga, scusate, dalla sua parte, scusate, dalla parte avversaria del campo. 7-5. Viola, però questa grossa, grande difesa di Viola, la Magalini la mette dall'altra parte, possibilità d'attacco, muro via, questa volta Romagnoli non riesce a deviare il pallone. 7-6, recuperano 2 punti in questo frangente i giocatori di San Martino, recuperando i 3 punti di gap, 2 su 3, quindi 7-6. La palla ancora nel campo di San Martino. Palla nel campo di San Martino. Pallone fuori dall'opposto sotto questa diagonale stretta, non gli riesce. 8-6. Anche questo è un pallone che avrebbe potuto essere gestito meglio. Giulio Romagnoli del servizio. Grande attacco questa volta in attacco in diagonale dell'opposto della formazione di San Martino. 8-7. Francesco Ghetti questa volta non se lo fa ripetere, non commette l'errore precedente. 8-7, il bel diagonale che porta la sua firma, ben servito dalla sua squadra, restituisce la fiducia con un bellissimo colpo. 8-7 al servizio del giocatore numero 9 Dario Zappalà al servizio. E Magalini con un colpo intelligentissimo, non forzato, molto verso la zona 3 del campo. 9-7 per la formazione arancio-blu, i padroni di casa di Volley Veneto Benatus. Daniele Croce al servizio, bellissimo punto di Magalini.
Palla corta anche da parte di Tro. La palla ancora nel campo di San Martino. Purtroppo la giocata molto intelligente del giocatore numero 18 Gelfi va a toccare il braccio destro esterno di Capitan De Agostini. 9-8. Molto intelligente l'attacco di Gelfi. Pallone fuori. 10-8. Il servizio di Zambelli è andato fuori non di molto. 10-8. Ace di Magalini Alberto che lancia una palla molto forte. La palla va a intocciare il nastro della rete, cade morbidamente dall'altra parte, nessuno interviene. 11-8 per Volley Veneto Benacus. Molto potente il servizio di Alberto Magalini. Ancora Magalini fuori dalla linea dei 9 metri. Questa volta la tira corta, fa un altro lei. 12-8, inganna la difesa che non riesce ad intervenire. 12-8. Consecutivi di Alberto Magalini rompono la partita e costringono la formazione di San Martino a richiamare il time out. 30 secondi di pausa. Ritornano in campo le due formazioni, 3 ace consecutive di Magalini e Alberto. Questa volta la palla cade sulla rete. 13-9. A servizio il giocatore con la maglia numero 7 di San Martino, Cassandra Giampaolo. Da 13-10. Pallone molto potente, Michele Viola non è riuscito a gestire bene il pallone che è andato dall'altra parte. Hanno subito approfittato i giocatori della formazione ospite portando il punto dalla loro parte. 13-10. Scusate, 14-10, viene dato appunto a Volley Veneto. Mirko testa grossa, attacco da posto 2. Cristian De Agostini a servizio. Lotti di De Agostini. La palla nel campo di Volley Veneto. Questa volta Mattia Cappoli la posto 4, mette giù un pallone potentissimo. 15-10, più 5 per Volley Veneto. Ancora De Agostini a servizio. Ancora in flop.
15-11. Bell'attacco da P2 al servizio Santini. Magalini, Romagnoli, un pallonetto che scavalca il muro a 1 di Zappalà, 16-11, e permette a Pista Grossa Mirko di andare fuori dai 9 metri per il suo servizio. Pallone fuori, nessuno lo ha toccato, 17-11. Diciassette 11. Sembra prendere il largo la formazione di Adriano Fink, grazie anche agli errori della compagine avversaria, che si sente probabilmente sotto pressione. Mirko testa grossa, butta il pallone sul nastro, 17-12, ancora 5 punti di distanza tra le due formazioni. Al servizio l'opposto, il giocatore con il numero 18, Francesco Delpi. Tocca ancora il nastro con il piede Delpi, è già la seconda volta, l'avevamo visto anche nel primo set. Doppia sostituzione nella formazione ospite, quindi esce il giocatore numero 6 ed entra il giocatore numero 13, esce il giocatore numero 18 ed entra il giocatore numero 1, quindi cambia la diagonale, palleggiatore opposto, la formazione di mister Fabio Cervi su 18-12. Bell'attacco da posto 2 del giocatore numero 15 di Lotti Pietro. Magalini porta 19-13. Palla a rete per il giocatore numero 6 Romagnoli, 19-14. Pallone fuori. Allora, ricapitoliamo, sono entrati Caffagni e Borsetti nelle linee dell'Ama San Martino al posto di Zambelli e del numero 18 Francesco Belli. È entrato Tommaso Adrigo al posto di capitano Agostino. Alberto Magalini firma il punto del 20-14. Daniele Cro al servizio. Linea nei 3 metri veronese con Albrigo al posto di Di Agostini. Ancora Daniele Cro al servizio, buona la ricezione, possibilità di attacco. La palla nel campo ancora di San Martino. E l'attacco questa volta è efficiente, 21-15. Al servizio l'opposto numero 13
Caffagni Paolo. Grande Mirko Testagrossa che con un pallonetto, altra sostituzione, rientra alla diagonale iniziale, quindi escono Caffagni e Borsetti, rientrano Zambelli e Francesco Belfi. Al servizio Alberto Bagalini. E il Bagalini 23-15. Ancora Alberto Bagalini al servizio. Questa volta aveva cercato la palla corta sul posto 4, non ha trovato lo spazio sopra la rete. 23-16. Al servizio del giocatore con il numero 7 di Allo San Martino, Cassandra Giampaolo. È entrato al posto di Serpogli, intanto per Volley Veneto Paolo Guardavascio. Ancora Mirko Testagrossa porta 24 punti contro i 17 della formazione ospite. Tommaso Albrigo al servizio. (24 a 18). Al servizio il giocatore numero 17 Luca Santini. La palla ancora nel campo di Ama San Martino. Bell'attacco del giocatore numero 15 Ghilotti in diagonale, 24 a 19. Ha recuperato 2 punti la formazione ospite. Ancora 5 set ball per i padroni di casa. Grande attacco del nuovo entrato Guardavaccio, 25-19, e finisce il secondo set. 3 minuti di pausa.
rientrano in campo le due formazioni. Rientrano in campo le due formazioni. Stavo guardando se ci sono cambi. No, è ritornato addirittura in campo il... No, è rimasto al palleggio Bossetti. Rientrano le due formazioni, allora io stavo guardando nessun cambiamento per Volley Veneto, invece per Ama San Martino Bossetti ha preso il posto del palleggiatore Zambelli. 1-0 per Volley Veneto. Alberto Magalini a servizio, 1-0 per Volley Veneto. Pallone fuori di 1-0, ma veramente 1-0, 1 pari. Posso garantire che se l'arbitro avesse chiamato pallone dentro non ci sarebbe stato nulla da ridire perché era veramente al limite. Comunque era palla fuori. Errore di Cercogli, 2-1 per la formazione ospite. Cassandra ha fatto un ottimo servizio, Volley Veneto aveva comunque era riuscito a recuperare il pallone, poi l'errore di Mattia Cercogli che aveva cercato proprio la diagonale strettissima. La palla ancora nel campo di San Martino. Errore in pipe di San Martino, 2-1. Errore in pipe di San Martino concede a Michele Viola la possibilità di andare fuori dal campo e giocare il servizio su 2 pari. Buona la ricezione di San Martino che attacca dal posto 4. Attacco spinto dal giocatore numero 18 Francesco Balti. 3-2. Al servizio Morselli Alessandro. Ecco un'altra novità, Morselli Alessandro. Romagnoli, grande attacco nella posto 3 pari, sì. Morselli ha preso il posto di Ciampini e di Righi, quindi Morselli è entrato in campo nelle zone centrali. Testa grossa al servizio. Palla ancora nel campo di San Martino. Fribo nel campo di Volley Veneto, Romagnoli, ancora Romagnoli che se l'è fatta mettere lì dove voleva lui, 4-3 per Volley Veneto. Per Volley Veneto, ancora Mirko Testagrossa. Questa volta l'attacco del giocatore numero 15 di Lotti è intelligente, equilibrio, 4 pari. Al servizio l'opposto di San Martino
Francesco Belli. Cinque a 4. Cinque a 4. C'è qualche protesta per i giocatori di Volley Veneto, sinceramente non ho visto. Romagnoli va a spegnere gli animi dei propri compagni e dice: ragazzi, state tranquilli. 5 a 4. Ancora Gelfi al servizio. 5 pari, attacco del nostro posto di Volley Veneto, Mirko Testagrossa, che mette in equilibrio tutto quanto. Ancora perfetto equilibrio in campo in questo inizio di set. Mattia Cerpogli al servizio. La palla ancora nel campo di San Martino. Palla fuori, l'attacco di Gelfi è chiamato fuori. Sinceramente io ero coperto, quindi non ho potuto neanche vedere. 6 a 5. Sinceramente non l'ho visto, quindi non posso giudicare. Palla fuori di Cerpogli. 6 pari. Daniele Pro, secondo tocco di prima, 7 a 6 per Volley Veneto. Colpevole questa volta la difesa di San Martino, che non ha intuito che il pallone era di difficile gestione per il palleggiatore. Scusatemi, che ha preferito gettare di là. Romagnoli al servizio, vola la ricezione di San Martino. Bellissima giocata da una parte o dall'altra. Free ball nel campo di Volley Veneto, Romagnoli, Cro, Magalini, la palla ancora nel campo di San Martino. Free ball nel campo di Volley Veneto. E questa volta Magalini mette a posto tutto, da posto 4 con un potente attacco, 8 a 6. Ancora Giulio Romagnoli fuori dai 9 metri per il suo servizio. Ancora errore di Gelfi, 8-9 a 6. Time out, ah no, sostituzione. Ritorna al palleggio Zambelli al posto di Borsetti. 9 a 6. È un muro efficace di Cristian De Bettini, coadiuvato bene da Daniele Cro, porta il punteggio sul 10 a 6, costringendo la formazione di San Martino ad andare al time out. 30 secondi di pausa.
Ancora Romagnolo al servizio, un po' difficoltosa la ricezione, la palla nel campo di Volley Veneto. Ancora Daniele Pro, il secondo tocco, 11-6. Questa volta l'attacco centrale del giocatore numero 9 Dario Zappala porta un punto dalle proprie parti, è proprio l'autore di questo punto che va fuori dai 9 metri. Un 17. Magalini sbaglia a toccare il pallone, 11-8. Si è sentito proprio il rumore sordo dell'errore in attacco di Magalini, ha proprio toccato male il pallone. Cerfogli e De Agostini non si capiscono, 11-9. Magalini, un bel pallonetto, 12-9. Pardon, 12-10. Al servizio il palleggiatore numero 6 Simone Zambelli. Cerfogli, pallonetto di testa grossa. E ancora un errore del giocatore numero 18. Il giocatore numero 18 Francesco Gelfi. 13-10, poi Gelfi butta tutto l'ortico. Ci sono state polemiche perché il pallonetto di testa grossa, a detta dei giocatori di Volley Veneto, sembrava avesse toccato per terra. L'arbitro non ha giudicato così quel pallone, poi Gelfi ha buttato tutte le ortiche gettando un pallone molto lontano dal campo. 13-10, ancora Darto Magalini al servizio. Palla che cade sul nastro, 13-11. Al servizio il giocatore numero 7 Giampaolo Cassandra, schiacciatore di Ama San Martino. Grande difesa di San Martino. 13-12. Ritorna in partita di San Martino. A 12 al servizio Cristian De Agostini. Attacco nella zona centrale del campo del giocatore numero 14 Borselli. (14-13).
È proprio l'autore del punto Morselli che si porta fuori dai 9 punti per il suo servizio. Mirko testa grossa, 15-13. È proprio l'autore del punto che ha cercato il mani fuori da posto 2, Mirko testa grossa, che va fuori dai 9 metri per il suo servizio. Free ball nel campo di Volley Veneto. Ancora la palla nel campo di San Martino. Ed è un muro incredibile di Romagnoli che non si fa ingannare dall'attacco in palleggi, scusate, che cercava il pallonetto del numero 18 Francesco Volpi. Con un colpo di reni Romagnoli è riuscito a rimanere in aria quel tanto da poter toccare il pallone. (16 a 13). Mirko testa grossa al servizio. Palla giocata da entrambe le parti, andati e arrivati. 16 a 14, attacco da posto 4, aveva cercato l'invasione, aveva chiesto l'invasione Daniele Croma, la palla era regolarissima, al servizio, se non erro, il numero 18 Gelfi, infatti non mi sbagliavo. Grande attacco nelle zone centrali del campo di Giulio Romagnoli, 17 a 14. Al servizio Mattia Cerpogli. Alberto Magalini da posto 4, gira di un pallone potentissimo, il bagger avversario si infrange sulla rete, poi nessuno colpevolmente di San Martino interviene sulla rete, costringendo il coach della squadra ospite di chiamare time out, 30 secondi di pausa.
Rientrano in campo le due formazioni sulle 21-18. Zappalà al servizio. Magalini la mette giù, 22-18, da posto 4. Si rifà subito dell'errore precedente dove il muro aveva neutralizzato il suo attacco. Lo schiacciatore di Volley Veneto viene ridata fiducia da Daniele Pro, lui lo ripaga con un bellissimo punto. 22-18 più 4 per Volley Veneto. Peccato, Cristian De Agostini aveva intercettato l'attacco in posto 3 della formazione ospite con il numero 14 Alessandro Morselli, se non erro. 22-19. Magalini potentissimo, 23-19, una palla alta, lo ha invitato ad attaccare a tutto braccio. 23-19, è proprio l'autore del punto che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Ottima ricezione. Peccato, perché Magalini aveva fatto un servizio potentissimo. Comunque complimenti a San Martino che è riuscito a neutralizzarlo. E dopo con un bel attacco dal posto 4 hanno approcciato sul meno 3 la squadra di San Martino in Rio. 23-20. L'altro muro del giocatore numero 13 dell'opposto Cappani, che mette a tacere un attacco di Volley Veneto Benacus, meno 2, scusate, 23-21. A servizio ancora il giocatore con il numero 7 Giampaolo Cassandra. 23-22, la Piacerpoli non riesce, time out chiesto ancora da Adriano P, che vede dissipare i 4 punti di vantaggio che aveva in questo finale di set. 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due formazioni con San Martino e Rio, che si è portata dal 23-19 se non erro al 23-22, quindi un ottimo recupero nel finale di set per i ragazzi di San Martino. 24-22, un bel attacco di Testa Rossa dopo una difficile ricezione di Volley Veneto. Agostini al servizio. Finisce 25-22 con un errore del 14 Morselli che sul contrasto con Mirko Testarossa
chiude la partita 25-22. Ricordiamo allora il punteggio dei set: 24, 26, 24, 25 a 19, 25 a 22. Vole Veneto Venapus porta a casa 3 punti importantissimi in vista della pausa natalizia, anche perché al rientro in campo la formazione veronese si scontrerà con le prime 2 teste di serie, quindi saranno veramente incontri difficili. Il Monassi di Adriano qui 3-0, 25, 26, 24, 25, 19, 25 a 22. Buona serata e io ne approfitto per fare gli auguri di buone feste a tutti quanti. Noi ci rivediamo con il prossimo anno sempre qui sul canale YouTube di Vole Veneto Venapus. Buona serata e buon sabato a tutti quanti.